Ci troviamo appunto tra le colline di Saccole, qui c'è veramente il connubio che si forma tra agricoltura, uomo, paesaggio e ambiente. Per il FAI tutto questo ha un valore enorme, a volte positivo, a volte un valore negativo. Come si fa a conciliare tutte queste esigenze? Beh, il paesaggio è l'esito dell'interazione tra due soggetti viventi che è la natura e l'uomo, quindi parliamo di un ambiente, di un paesaggio antropizzato, umanizzato. Ecco, questo ne è un chiarissimo esempio. Il FAI lo ha adottato proprio perché ha questo valore, per anche la sua autenticità. E il rapporto è sempre in funzione diciamo, di un dialogo sincero, di un dialogo soprattutto in armonia tra questi due soggetti. Ecco, la storia ci racconta. Il paesaggio è un concetto dinamico perché è in evoluzione perpetua ed è sempre l'esito di, potremmo dire, un modello culturale. Ecco, casomai è da interrogarci su questo l'aspetto culturale, qual è il nostro modello culturale? Ecco, forse noi abbiamo abdicato questi ultimi anni e lo abbiamo in qualche modo derogato a delle logiche che sono delle logiche speculative. Beh, le comunità, io dico, sono fondamentali perché è il presidio sul territorio dell'uomo che deve essere in qualche modo sostenuto e valorizzato. Il FAI in effetti è intervenuto proprio in questo modo, cioè prendendosi cura di un paesaggio, però per capire che dietro il paesaggio c'è una comunità, c'è l'uomo e quindi la formula è stata quella di adottare la comunità per in qualche modo sostenerla in un percorso di nuova consapevolezza. Semmai il problema è proprio questo, la consapevolezza, soprattutto dei nativi, che io dico non sono mai, quasi mai i migliori ambasciatori, vuoi perché in qualche modo sono assuefatti anche a questa bellezza, oppure per anche tutto un retaggio della storia culturale, per cui molto spesso chi viene da fuori o un soggetto esterno diventa un attivatore e riaccende un po' questa fiamma e il fatto di essere consapevoli dei valori di questo territorio è importante. La comunità ha questo senso, ha questo grande ruolo. Saccolla è nel cuore, ma soprattutto nel cuore Cartizze, perché la mia venuta recente in Alta Marca è stata anticipata nel 1993 da quella famosa trasmissione con Michele Lubrani in piazza Valdobbiadene, in cui io stesso lanciai per la prima volta, credo, la DOCG del territorio, cioè la Cartizze. Quindi il mio legame con questo territorio è, si può dire, più che trentennale. Poi ho avuto questo periodo meraviglioso, ho trovato un territorio cresciuto soprattutto nella testa più che nel prodotto, e soprattutto un territorio che è diventato consapevole e riesce a capire quelli che sono oggi gli aspetti collaterali al prodotto stesso su cui bisogna puntare. Sono qui oggi proprio perché mi sembra che l'argomento trattato a Saccolla sia completamente diverso, non fuori luogo, anzi prettamente in linea con quello che è anche l'Europa di oggi e quello che è il mondo del vino che deve essere nel futuro. Se non ci fossero queste piccole comunità che tengono vive le tradizioni, che tengono vive tutto quello che è storia dei nostri paesi, rischieremo di perderli. E un popolo senza la storia non è un popolo che può andare avanti e può migliorarsi. Grazie a queste piccole comunità, come l'evento che ha organizzato oggi la Borgata di Sacol, riusciamo a tenere vive le tradizioni, a fare in modo che la gente che venga si porti a casa un pezzettino, un ricordo di quello che è la storia del nostro paese e che ha fatto sì che il nostro paese riesca ad arrivare fino a questo momento. Il Comune può solo dire grazie a tutti i volontari, a tutte le persone che si rendono disponibili, alle Proloco e a tutte le associazioni che si danno da fare per tenere vivi eventi e manifestazioni tali che riescano a rendere vivibile il nostro territorio. È unico, come è diventato patrimonio UNESCO proprio grazie anche a queste piccole borgate che si impegnano a custodire e a salvaguardare questo territorio unico al mondo.